Il Veneto escluso ed ignorato dal governo con 200 milioni stanziati per le zone rosse d'Italia colpite dal coronavirus. Pronto il ricorso Veneto a fronte dei quasi 2.000 morti e 18 a 9.000 malati. Blitz sorpresa oggi di 100 educatrici dei nidi per l'infanzia privati giunti da ogni parte del Veneto che si sono ritrovate davanti alla sede dell'unità di crisi a Marghera. Abbiamo le linee guida per la riapertura dei centri estivi e le risorse economiche regionali per i contributi per gli operatori dei nidi privati e in famiglia, l'annuncio del governatore Zaia. Protestano anche gli ambulanti dei mercati settimanali, oggi annuale, in 70 non hanno aperto i loro banchetti, da Favaro a Saccafisola i sindaci non ci permettono di riaprire. Le foto di passeggeri stipati sul vaporetto sono ormai diventate virali, ma sulle cause che hanno portato alla riduzione del 70% delle corse il dibattito è aperto e non mancano spunti polemici. 15 giovani sorpresi a bere ed ascoltare musica in un parco pubblico di Milano sono stati multati dai carabinieri per inosservanza delle norme anticontagio. Si chiama Da Vinci ed è un robot chirurgico ad altissima tecnologia. Il nuovo macchinario è arrivato all'ospedale di Portogruaro, già installato, sarà operativo a breve. Questi i titoli dell'edizione di Venezia dei nostri telegiornali, ben ritrovati. In apertura però subito quelli che sono i dati del bollettino diffuso proprio pochi istanti fa dall'azienda Zero, e sono dei dati fortunatamente positivi perché per la prima volta da questa mattina a questa sera, quindi nella giornata di oggi, non si sono registrati nuovi contagi in Veneto. Vediamo quindi insieme i numeri di questa giornata. Il totale dei casi positivi attualmente è di 3.247, 19.038 dall'inizio dell'epidemia, con nessun nuovo positivo nella giornata di oggi. I soggetti in isolamento domiciliare sono 3.210. Per quanto riguarda i ricoveri, risultano complessivamente ricoverati nelle strutture ospedaliere venete 510 persone, 234 sono quelli positivi al virus, 276 quelli che si sono negativizzati ma che stanno riportando delle conseguenze tali che richiedono ancora il ricovero ospedaliero. Per quanto riguarda invece i ricoverati in terapia intensiva, siamo a 41 in tutto il Veneto, con una diminuzione di 2 unità. Rimane ancora significativo il dato dei decessi, seppur nettamente in calo rispetto alle scorse settimane, con 4 persone che hanno perso la vita in ospedale nella giornata di oggi in Veneto. Questi quindi i numeri del contagio, ma veniamo ora al punto stampa quotidiano di Zaia, che ha affrontato molti argomenti, dalla preoccupazione per la movida dei giovani all'auspicio di un nuovo Schengen sanitario e poi il ricorso del Veneto contro il DL che esclude le zone rosse della regione dai fondi stanziati. Molti punti toccati oggi dal presidente Zaia nel tradizionale ormai appuntamento con la stampa. Sentiamo. C'è questo clima di festa, di liberi tutti, ce la faremo, non c'è più, ce l'abbiamo già fatta e roba del genere. Noi siamo preoccupati perché il rischio di reinfezione è alto. Esordisce con la preoccupazione per possibili nuovi focolai il governatore Zaia dopo le molte segnalazioni di assembramenti e movida davanti ai locali appena riaperti. Nuove infezioni porterebbero a tornare indietro con nuove chiusure e tutte le conseguenze economiche e sanitarie, sottolinea il presidente del Veneto, appellandosi ai concittadini. C'è poi la preoccupazione per gli scenari sul turismo in vista di una riapertura delle frontiere. Noi speriamo che nel rispetto delle regole sanitarie e nella massima tutela della salute dei cittadini si vada verso un Schengen sanitario, nel senso che si vada verso un Schengen sanitario, il che significa che se è sostenibile non ci siano più limiti, ad esempio rispetto alle quarantene. Il vero tema non è tanto arrivare in Italia o dall'Italia andare in qualche paese, ma è quello di non doversi necessariamente mettere in quarantena. Un ruolo qui lo potrebbe avere ad esempio anche l'aspetto diagnostico dal paese di provenienza, non so, uno si fa il tampone, arriva e sappiamo che ha già avuto il tampone e quindi c'è stata una fase diagnostica. Fermo restando
che stiamo parlando di una mole di turisti che è paurosa. Il Veneto sta intanto lavorando ad una campagna promozionale delle località della regione. Stiamo tentando anche di calibrare una campagna che sia, ripeto, portata avanti da dei testimonial a livello internazionale e che sia anche aggressive, cioè che sia fuori, aggressive brutto termine, che non sia convenzionale, perché altrimenti andiamo a perderci nel mare magnum. Infine una stoccata al governo per l'esclusione delle zone rosse del Veneto, che oltre a Vo sono anche le province di Treviso, Padova e Venezia, dal decreto rilancio. Il decreto dice che per almeno 3 giorni deve essere stata zona rossa. Le zone rosse sono state revocate il 13 di aprile. 8 marzo, 13 aprile sono 30 giorni. Magia, sono sparite tutte le province interessate del Veneto e sono rimaste tutte le altre, quelle dell'Emilia Romagna e della Lombardia. Il risultato che abbiamo dato incarico già oggi al professor Bertolissi e noi ricorriamo dappertutto questo decreto, vedrete, ve lo dimostrerò, verrà buttato nel cestino e deve essere riscritto. E questa mattina davanti alla sede della Protezione Civile di Marghera hanno protestato le educatrici dell'infanzia. Vediamo. Protestano le educatrici dei nidi privati e dei nidi in famiglia. Noi nessuno ci ha nominato, dal 3 ai 14 anni c'è in previsione i centri estivi, ma 0-3 è come se non esistessimo. Noi siamo vestite di bianco per dichiarare questo, sentirci invisibili. Il presidio davanti alla sede dell'unità di crisi della Protezione Civile del Veneto. Prima reclamavano a gran voce verso il famoso balcone al primo piano che si trova sopra di noi l'arrivo del governatore Luca Zaia. E dopo un po' a sorpresa il presidente Zaia arriva e annuncia pronta la nuova ordinanza regionale con cui spera di far ripartire l'attività privata per l'infanzia già da lunedì prossimo. Però insomma è sotto osservazione la vostra roba. Grazie, ma tutti, anche i bambini hanno bisogno di tornare. Chiaro. Poi di che provincia siete? Siamo piccoli ma siamo il futuro, perché dimenticate, insomma, educatrici ma anche mamme. Quanti anni hanno i vostri bambini? 7 e 2 anni, 11, 9 e 5, 5 e 2. Ecco, adesso c'è il problema di come gestirli, no? Sì, certo, dobbiamo aspettare appunto che questi centri estivi, sia per i più grandi, partano, ma bisogna anche capire chi si prende la responsabilità e comunque capire anche le linee guida. Vogliamo sapere se anche noi potremo essere dentro questi nuovi servizi che dovranno partire, se dobbiamo aprire dei centri estivi, se dobbiamo fare dei cambiamenti, e lo vogliono le nostre famiglie, lo vogliono i nostri bambini. Abbiamo tutti bisogno soprattutto di risposte. E poi non dimentichiamoci dei bambini, perché comunque sono a casa da tantissimo tempo, hanno bisogno di socializzazione, di socialità, di stare assieme agli altri bambini in situazioni il più possibile protette. E con la riapertura dei centri estivi e dei parchi giochi e divertimento per i bimbi non servirà alcuna autorizzazione comunale, ma ogni soggetto, genitori compresi, dovrà assoggettarsi ad un patto di responsabilità per la sorveglianza dei bimbi, così l'assessore Manuela Lanzarin. Raggruppati tutti i soggetti che si occupano delle fasce d'età 0-17, la Regione ha già pronto il piano per la ripartenza. Perché noi usciremo con un provvedimento che non è più solo 06 ma 017, quindi includendo tutta la parte di prima infanzia e tutta la parte poi dei centri estivi, fattorie didattiche, tutto quello insomma fino ai 17 anni. Il documento è stato oggetto di discussione ieri, di presentazione nel comitato tecnico che abbiamo detto si è costituito a livello di conferenza di regioni, che vede 5 regioni e il Veneto è coordinatore con la dottoressa Russo, la prevenzione. Le altre regioni sono Emilia, Lombardia, Toscana e Campania. A breve il nuovo incontro, perché sono le stesse regioni che stanno preparando le linee guida per attrezzature, parchi giochi, parchi divertimento, centri sociali.
documento che trae spunto dalle linee guida nazionali del Ministero per la Famiglia e che nella riapertura non prevederà alcuna autorizzazione comunale, viste quelle già preesistenti, ma, e questo è importante, in materia di anticontagio richiamerà a un patto di responsabilità sulla sorveglianza dei bimbi. Poi vedremo strada facendo l'evoluzione epidemiologica rispetto anche ai rapporti che sicuramente sono, lo sappiamo, penalizzanti, quindi rispetto operatore bambino per le fasce di età e quant'altro. Fondi alle imprese. Nella discussione parlamentare di questa notte il governo ha aumentato gli importi ed i tempi di restituzione per il rientro del credito, snellite anche le pratiche per l'accesso al credito garantito fino al 100% dallo Stato. Sentiamo l'intervista al sottosegretario all'economia, il veneziano Pierpaolo Baretta. Le aziende possono scegliere tra due novità che valuteranno sulla base delle loro esigenze. Se prendono i 25.000 euro, ma anche quelle che le hanno già prese hanno diritto a questo, se hanno preso o prendono i 25.000 euro li possono aumentare sino a 30 e possono restituirli in 10 anni. Se invece preferiscono la garanzia dell'80% fino a 800.000 euro, a quel punto la restituzione può arrivare in un tempo lungo, addirittura fino a 30 anni. Sono due novità importanti, molto richieste dalle imprese, che abbiamo introdotto assieme a un'autocertificazione che risolve quindi molte delle questioni burocratiche che abbiamo visto essere un impedimento in queste prime settimane per l'erogazione dei crediti. Queste dunque le parole del sottosegretario all'economia. Parliamo ora di ambulanti, perché continua in varie città del Veneto la protesta degli ambulanti. Questa mattina a Noale una settantina di operatori del mercato settimanale hanno manifestato, ma ci sono stati problemi anche a Favaro, al Lido, a Saccafisola e alla Giudecca. Protestano anche gli ambulanti dei mercati settimanali, da Noale a Mestre, passando per Favaro e isole comprese. In tanti hanno incrociato le braccia, non aprendo i loro banchi. Per questa fase 2, dicono, le amministrazioni comunali delle nostre città ci hanno dimenticati, togliendoci i nostri usuali spazi, confinandoci in sede sconosciute alla nostra clientela storica, accusano. Per esempio stamattina abbiamo fatto una mini protesta al comune di Noale per il mercato settimanale. Si è risolta benissimo perché l'amministrazione all'inizio era un po' restia ad ascoltarci, poi alla fine gli abbiamo spiegato le nostre ragioni, si sono trovate d'accordo con noi, anzi hanno capito che alcune cose sarebbero migliorate ascoltando i nostri piccoli consigli e hanno deciso di riaprire il mercato normale per giovedì prossimo. Peggio è andata agli ambulanti di Favaro, Saccafisola, Lido e Isole, come racconta il loro portavoce Luca Di Favaro. Noi facciamo gran parte comune di Venezia proprio, e ad esempio Lido di Venezia, che anche quello non è stato svolto, solo generi alimentari. E poi Saccafisola il venerdì, che è un piccolo mercatino vicino alla Giudecca, però anche quello era facile da gestire, voglio dire, da posizionare, si poteva benissimo insomma in 224 organizzarlo. Quindi adesso dovreste riprendere la settimana prossima, dal 25? Stando alla comunicazione che è arrivata, sì, non sappiamo come. Continuano le proteste e le polemiche sul taglio delle corse di bus e vaporetti. Sentiamo. Che il coronavirus abbia messo in ginocchio anche i trasporti pubblici è il punto di partenza su cui tutti sono d'accordo, ma sulle cause che hanno portato alla riduzione del 70% delle corse e sulle contromisure da adottare il dibattito è aperto e non manca di spunti polemici. Per il Comune e per i vertici di AVM si tratta al momento dell'unica soluzione per fronteggiare i danni economici provocati dai mancati introiti dell'emergenza sanitaria che ha obiettivamente azzerato un fiorentissimo comparto turistico. Non mancano però opinioni diverse. Forte dei dati arrivati in 8ª commissione consiliare, il consigliere comunale d'opposizione Renzo Scarpa ha scritto al presidente della regione Zaia e al prefetto Zappalorto con delle osservazioni che ora sono state riprese da un gruppo trasversale di cittadini in una lettera aperta al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Da queste osservazioni si evince che le ragioni addotte non si riferiscono al bilancio di ACTV,
quindi non sono legate ai costi del servizio dei trasporti pubblici, ma al bilancio di AVM e a mancati introiti legati a ragioni diverse da quelli del servizio di trasporto, cioè al Salone Nautico, al Patto per Venezia, eccetera. I costi del servizio sarebbero invece coperti per il 67% dallo Stato attraverso la Regione e per il restante 33% da abbonamenti e biglietti pagati da residenti e pendolari. Diversi utenti non hanno digerito il fatto di aver speso soldi per l'abbonamento ad un servizio di cui poi per vari motivi non si è potuto godere appieno, oppure che l'alternativa offerta al momento sia stata attraverso i taxi Aquay con tariffe che, per quanto calmierate, possono mettere in difficoltà i portafogli di alcuni pendolari. Un tale livello di riduzione del servizio non appare giustificato se non per accentuare il malcontento indirizzandolo verso il governo, che farebbe mancare risorse, mentre di risorse ne sono arrivate parecchie a Venezia ultimamente. Si tratta quindi di un attacco strumentale che non ha solo fini di propaganda elettorale, ma serve a distrarre l'opinione pubblica dalle specificità della situazione locale, indirizzando il malcontento altrove. Quindi è una sorta di specchietto per le allodole. Si chiama Da Vinci ed è un robot ad altissima tecnologia, quello che è arrivato all'ospedale di Portogruaro, già installato, sarà operativo a breve. Per gli interventi chirurgici il robot Da Vinci è il massimo della tecnologia che ci sia in questo momento al mondo e il massimo di questa tecnologia da oggi c'è qui all'ospedale di Portogruaro. La lotta al Covid-19 non è finita, ma la sanità veneta non si ferma e il robot chirurgico Da Vinci, che entra in funzione a Portogruaro, ne è uno dei simboli. Il nuovo macchinario potrà essere utilizzato nelle varie branche della chirurgia e costituirà un vero e proprio rilancio per l'attività svolta da un polo chirurgico che con ogni probabilità diventerà punto di attrazione per pazienti anche da fuori regione, come dal vicino Friuli Venezia Giulia. Il bello di questa tecnologia è che a differenza di tutte le altre il chirurgo non opera sopra il paziente, cioè sopra il letto operatorio, ma opera a distanza. In questo momento potrebbe essere anche il paziente qui a Portogruaro e il chirurgo a Houston, in una città dell'America, perché appunto è a distanza. Questo avviene tramite un sistema per cui il chirurgo lavora su di una console guardando il paziente in 3D, quindi in una massima dimensione, e ci sono i bracci del robot che si muovono invece su 360 gradi. In collegamento video dall'ospedale di Portogruaro, un gruppo di chirurghi dell'US4 esegue in diretta una dimostrazione pratica di un robot che consente di ottenere altissimi livelli di precisione e accuratezza, superando anche la tradizionale laparoscopia, con molteplici benefici per i pazienti. A distanza dal letto operatorio noi abbiamo la possibilità di manovrare lo strumento, poi vi faremo vedere, ma soprattutto abbiamo la possibilità di vedere il campo operatorio tridimensionale. Questi sono i joystick e i pedali che ci permettono di muovere gli strumenti, e con i pedali si può utilizzare tutta l'elettricità che ci serve poi per fare continuare gli interventi. Con questa tecnologia contiamo di fare altri 200 interventi chirurgici all'anno, siamo già a numeri molto elevati, ma intendiamo sfruttarlo proprio al meglio anche per l'alto costo che questa tecnologia ha comportato di investimento per l'azienda di quasi 10 milioni di euro in 4 anni. Pubblicità, ora tra poco restate con noi. Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali, alcune notizie di cronaca. Dopo un inseguimento tra i canali utilizzando 3 imbarcazioni, la polizia ha arrestato un 25enne italiano con le accuse di tentato naufragio, resistenza e lesioni, pericolo per la navigazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere e ricettazione. Il giovane, assieme ad una ragazza a bordo di una barca poi risultata rubata a Venezia, non si era fermato all'alta delle forze dell'ordine, fuggendo a tutta velocità in tratti acque in secca e speronando la prua di una volante lagunare che era riuscita a raggiungerli. L'inseguimento è terminato in prossimità dell'isola di San Giorgio in Alga.
A Milano ora, dove 15 giovani sorpresi a bere ed ascoltare musica in un parco pubblico sono stati multati dai carabinieri per inosservanza delle norme anticontagio da coronavirus. Una ventina di ragazzi di varia estrazione riuniti a bere ed ascoltare musica al parco pubblico di Via Battisti a Milano. Qualcuno imprudentemente, anche senza mascherina, tutti o quasi comunque indifferenti al distanziamento obbligatorio nella fase 2 dell'emergenza epidemiologica per evitare assembramenti potenzialmente pericolosi. Alla fine al parco sono dovuti intervenire i carabinieri, ai quali, vista la situazione, non è rimasto altro che identificare i presenti e far scattare le sanzioni amministrative nei confronti di 15 ragazzi. In queste belle giornate i controlli delle forze dell'ordine per il rispetto delle norme anticontagio saranno peraltro intensificati su tutto l'entroterra mestrino, soprattutto nelle aree verdi e nelle piazze e passeggiate. Ed è tutto per questa edizione di Venezia dei nostri TG, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Benvenuti al meteo. È sempre l'alta pressione a comandare il tempo sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 22 maggio. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato, avremo infatti generali condizioni dunque di bel tempo con cielo sereno al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra 13 e 16 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 21 e i 26 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia con la presenza del sole ovunque e anche qui non sono previste piogge. Temperature minime fino a 16 gradi, massime invece tra i 22 e i 23 gradi. E ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige dove non cambia lo scenario con tanto sole ovunque con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sui 14-15 gradi, massime invece fino a 26 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.